feel. Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Angie, Angie, you can say we. Sono giornate uggiose, un po' come il mio stato d'animo, no? Che io rivoglio il mio camper, porca puttana. Già era mezzo munco che gli mancava il frigo e la scrivania. Adesso anche. Addio. I conti non mi tornano perché secondo la mia filosofia, il mio stampo, io ora dovrei essere felice perché vado in giro. In parte lo sono, ma l'altra parte, il 60% o no il 50%. No, perché ho già dato, cioè è durata un giorno e mezzo sta cosa qua, dopodiché diventerebbe una farsa, no? Cioè non ho voglia di stare qua in questi paesi, qua anche al brutto tempo. No, mi è sempre piaciuto e non piaciuto viaggiare, sono cose una contraddizione, no? Io ho sempre fatto tantissimi viaggi, tantissime gite, ma di solito dopo il 6° giorno io mi rompo proprio le palle. Cioè, mi ricordo anche quando andavo all'estero, erano 8 giorni ogni volta fatta a caso, però io al 6° giorno non vedo l'ora di tornare indietro. Dopo magari fra una settimana volevo ripartire, ma stare sempre in giro, in sbrindolo, no, proprio non è nella mia natura, non mi piace. Sai cosa? Volevo fare questa nota sperando di non essere volgare e offensivo, pertanto frainteso. Ho notato che qui in Austria la gente dice, vabbè, non è uno stecco, però non sono ciccioni, ok? E questo secondo me, ok, secondo la mia modestissima deduzione, è perché, a parte che mangiano poco come quantità, secondo me bevono poco perché birrazze medie al bar proprio non ho viste, cioè bar ne ho visti, probabilmente la zona, non lo so, un po' radical chic, usano, ho già detto delle quantità, dicevo, usano, sì, non è legge, però insomma è proprio usanza, vedo, il piatto unico, cioè non come da noi altri, primo e secondo, al massimo un antipastino, però gli antipastini qua sono talmente piccoli che servono più per addolcire l'attesa, non so se mi spiego, non tanto per calmare la fame, ma proprio per passare un pochino il tempo nell'attesa che arrivi il cibo. Attenzione, queste sono solo mie impressioni. Care nuove generazioni, non è certo garantito come antifurto, ma se chiedo mutande personalizzate sulla roba, cioè, che ho il coraggio, insomma, per toccare queste vabbè anche nere. Non che volessi di più, per carità, ma vedi, c'è il blocco a 25 gradi. Attento. Vedremo se riusciamo a imbusarsi due panetti alla Singano Style. Ok, ora mi sto spostando a un alimentari che è a 3 km da qua, giusto più che altro per fare una camminata, ma guarda una roba. Guarda che forte, non so se è aperto, questa qua è tipo un'hamburgeria dentro una vecchia chiesa sconsacrata, tanta roba. L'Austria tipica, ossia i paesetti, come dico sempre, normali, ossia vera tipicità, no? Perché si confonde sempre l'attrazione turistica dalla tipicità, e già due robe diverse. Un albero di pomi tipico, una casa a forma di scatole e scarpe tipica, chiesa austriaca tipica. Ah, ecco, è un consiglio, un invito a delinquere che offro ai camperisti, no? Che non vogliono andare o non ritengono giusto andare nei campeggi in certe terre, in certi stati dove è proibita la van life, no? Che loro stessi dopo vivono a fare da noi altri. È ovvio, è logico, è importante imbusarsi. Cioè, io ho sempre fatto libera in Slovenia non so quante volte, in Croazia, in Austria anche adesso, comunque stavamo facendo libera tranquillamente, nessuno ci ha mai rotto le balle. Perché? Perché un'anticola regola dice che devi sconderti un po' in generale, ma anche fisicamente, ok?
E quindi c'era un bel parcheggio comodo col prato e tutto a fianco alla chiesa, però è ben visibile dalla statale. In queste zone passano tantissime macchine della polizia, quindi ti vedono. Dove eravamo tipo noi alla stazione non possono vederci, non passano di là, hai capito? Oppure dietro a certi supermercati, eccetera eccetera, non passano, non è il loro giro abituale, hai capito? Cioè, oppure è rarissimo che passano, proprio una sfiga della Madonna. Questo per dire che io nel parcheggetto là tra la chiesa e il cimitero mai mi sarei messo, sai, per quanto carino, è proprio perfettamente, è uno spazio aperto, perfettamente in vista dalle macchine della polizia che passano di continuo, quindi là sei proprio infracchettabile a 1000. Funghi chiodini tipici su un tronco tipico e il Cristo dentro lo sgabbiotto della montagna tipico. Pensa che nonostante le infinite varietà di religioni e sette religiose e pertanto di conseguenti divinità, ci sono anche le varianti, sì, tipo non so se tu hai notato, premettendo insomma che Gesù e la Madonna sarebbero provenienti dall'est, quindi immaginati un po' la carnagione un po' olivastra scura, ma lasciamo perdere questo dettaglio. Se tu vai tipo in certi stati, tipo anche mi pare di aver visto anche a Tenerife, te vedi le Madonne nere, cuor nero, quindi te trovi a Madonna bianca come una che deve morire di anemia, a Madonna normale e anche a Madonna proprio Nigeria pura. Eppure a Madonna dovrebbe essere sempre la stessa, cioè non è che le tre Madonne come i panettoni, o forse sì, per cui facciamo i panettoni così. Poi ci sono questi edifici strani a me incomprensibili, non so se tipici. Ah, ecco, sì, sono la gente che mi segue sa benissimo che non sono un patriottico né tantomeno un antipatriottico, ossia uno che schifa il proprio paese, però insomma sono semplicemente uno che osserva la realtà, la verità e dice quel cazzo che vede, ok? Senza tanto girarsi attorno. Continuo a vedere in testa cazzo di Austria e a parte neanche una merda, e quel bidone di raccolta cacche di cani sta scoppiando, ma a parte le cacche di cani che secondo me è la cosa più minore, chi se ne frega, ma non trovi una cartina, devi impegnarti di brutto, cioè probabilmente se un giorno ti trovi una cartina è stato il vento che l'ha tirata fuori da un bidone, perché è una roba incredibile, ma qua, ma anche in centro a Linz, domanda anche a Francesco, a Marilena, a Alessia, testimoni, cioè non è che la sto raccontando io. È una roba incredibile come pulizia, però non tanto come pulizia, perché sinceramente non è che ho visto tutte queste macchine che passano, mentre a Jesolo ne vedo passare a 1000, ma veramente a Jesolo c'ha un'organizzazione per la pulizia che è una roba veramente estrema, migliaia di bidoni ovunque, operatori ecologici che passano a pulire con le spazzole, con tutto, è una roba pazzesca a Jesolo. Contemporaneamente Jesolo è piena di merda e dice ma è impossibile, perché? Perché Jesolo, come giustamente mi ricorda sempre l'amico carabiniere, è un porto di mare, quindi la pattumiera di tutte le culture, cioè belle e brutte, quindi purtroppo in questi casi non è più il paese come in alcuni stati, che non facciamo i nomi, che abbiamo visitato, altrimenti dopo o è razzista o vengono su baruffe, ok? Ma è la città ad essere vittima di questi comportamenti, quindi non è colpa della città, tipo Jesolo, dovrebbe essere la città più pulita del mondo, cazzo, tutti i bidoni e gli operatori ecologici che ha, perfino in spiaggia passano, è una roba incredibile, eppure è piena di vetri rotti, di tutto e di più. Mi dispiace aver allungato così tanto questo discorso, ma è importante perché oggi stiamo parlando di una cazzata che è cazzata, insomma, stiamo parlando delle cartacee per terra, ma questa formula, questo ragionamento, questo succo del discorso vale per tantissime altre cose, per la delinquenza, per il valore della vita, eccetera, eccetera. Io prendo sempre ad esempio tipo i tibetani, quinti monasteri, che studia da mattina a sera, prega, eccetera, eccetera. Li hai tu mai visti? Stuprare, rubare, fare truffe online, buttare carte per terra, farsi del crack, eccetera, eccetera. No. Quindi purtroppo sì, il razzismo lo stiamo creando, se una volta magari non esisteva, ma ora lo stiamo creando, perché io penso ad esempio ai cinesi. Hai mai visto un cinese fare la carità? L'hai mai visto? A parte rubare, che magari la mafia se è diverso, ma domandare a carità un cinese, l'hai mai visto? Boh, basta con queste riflessioni, altrimenti ne escono video da ore, ma apprezziamo il fatto che mi sono perso. Mira il sole sul conto delle nuvole,
Apprezziamo inoltre i colori autunnali, coi tunnel nelle grotte, tutto quanto, tanta roba, la casetta, che bello, le cascatelle, questo e quello, figata. È il Cristo e il Cresto del Cervo, quindi due cadaveri con rispetto parlando, appesi a un muro, no? Uno che rappresenta la razza umana, di cui tutto il mondo, diciamo, si china e ne crea miti e leggende, e uno che rappresenta la razza animale, la quale, non potendo interagire con noi tramite la parola, che è la forza scatenante del pensiero, non vale un cazzo, basta, starà. E siamo agnemo, mi compreso. Soccorso alpino tipico, caserma e guarda che forte di vigile del fuoco tipica, aspetta Dio c'è me sotto. Una cosa tipica che ho potuto notare, ovviamente, a parte gli infiniti pascoli, ma c'è anche chi ha la vacca in giardino. Cioè guarda, tipo questa col vitello e basta. Direi invece ci sono gli altri pascoli. Ah, guru tipica, per dare una meleria in testa. Lì che guardo che altri che lavora, tipico italiano. Guarda, in parte qui che lavora lì il cavallo tipico. Ok, sì, avvisano, prego non fottergli i cavalli, perché sennò giustamente si sui. Ruscelletto con cascatelle tipico. Ecco, cane adesso è una zona dove rubano qua, perché anche qua c'è scritto prego non fottere. Wow, un albero di pomi estremamente carico, guarda pomi, guarda cassette di pomi che gli anche casca i bas, che significa che sono anche caduti giù. Guarda, guarda, i pomi sono le mele, ci sono sparsi un po' in tutta l'Austria un sacco di ristoranti e pizzerie italiane. Ah, veramente, e in più, altra cosa, scherzi a parte, è veramente tipica, tanti di quei negozi di sport, bici e bike che tu non hai idea. Ste specie di gerbera, ste specie di rose, col trattore tipico, io vedo che bella sta casetta, guarda. Essa fatta sgabbiotta con tutte le robe, col Buddha e tutto quanto, il giardinetto col totem etnico, guarda che simpatica, adesso l'ho vista. Bellissimissimissima, super. Se vuoi la verità, se vuoi una bugia non fa schifo. Una fioreria, una centrale elettrica, ecco, finito, siamo fuori. Non era un po' l'anima di questo paesino nella statale, fuori dal centro, diciamo. Ciao bellissima, guarda, oddio, no che dopo devo tornare vegetariano. Dai Stellina, buongiorno, ciao. Un po' paura perché c'è anche la scossa. Ciao, no, non posso vedere ste robe. Dio assassino, porca miseria. Ciao, cazzo, trovami la differenza tra questo e un cane, soprattutto quei cani stupidi tipo i bull terrier o quei cagnolini là da borsetta, porca puttana. Posso dire bull terrier perché ce l'ho avuto anch'io. Un discorso che avevamo già affrontato un tempo. Sostanzialmente il cane è molto, innanzitutto più comodo di certi animali da portare via, più agile, ma soprattutto dà quel senso di potenza all'uomo, ok? E l'uomo ha bisogno di questo, di avere questa sudditanza gratuita che solo il cane ti può dare. In effetti sotto questo aspetto psicologico relazionale che abbiamo con le altre specie e anche sotto questo aspetto di dissonanze cognitive che si creano, no? Tra queste abitudini di adorare i cani come fossero dei dei, no? Degli dei, da lì infatti poi quelle cose che voi chiamate bestemmie ma in realtà no, sono la descrizione della realtà, e questi inferni che creiamo per le stesse identiche bestie sostanzialmente. Che carino, però sostanzialmente a me sta solo 3 bottigliette piccole perché ho lo zainetto piccolo. Il vecchio che guarda i lavori tipico come manda dritto a schiena, come ogni altri. Flattazza è il paese dove sto vivendo, essendoci 4 robe in croce, gli ho detto mettiamo tutte direttamente nei cartelli e sei a posto. Altra cosa tipica che ho potuto notare, non solo io, anche chi era con me, quel 30 che c'è scritto a terra viene incredibilmente sempre rispettato, una cosa assurda. Madonna che caldo ragazzi. Allora mi stavo entrando nell'ascensore un po' avvolto, assorto nei miei pensieri, e è uscita ho trovato la ragazza alle pulizie, no? Un tocco di mona da gara brasiliano, proprio un bel figone. E insomma, siccome ero assorto, l'ho vista, ho fatto un salto alto 2 metri e mi ha rubato la battuta. Ha detto, Madonna, cosa sogno? Shrek?
Sì, lo additenti a Solingo ovviamente. Ho preso un po' di drink tipici, almeno credo questa fosse tipica. Per Giacomo, caro, quando la vedrà fare i salti alti di gioia, perché lui è appassionato di dinosauri. La Dr. Pepper, che è una bibita, non so se è americana, la bevevo quando ero in Scozia. Questa è un'edizione limitata di Jurassic Park, quindi prova, dove cacchio è? Eccolo qua, Jurassic World, prova a immaginare i salti che fa. Mi sa che sono stato Mona. Guarda allo specchio quando sono stato Mona. Sì, sono stato Mona perché nel menù del ristorante, dove è tutto incluso, c'è come extra il vino, che lo servono in quartino, o bianco e rosso, e costa 9 euro un quartino, è l'unica cosa extra. Io ogni volta prendevo il vino, cioè tutti gli altri si prendono la birra media, quindi probabilmente la birra media è gratis. Cioè io Mona è ma 9 euro oggi, 9 euro domani. Come ti insegno sempre, i soldi spendili, non è 9 euro non fa niente ovviamente, ma proprio niente di niente, soprattutto in vacanza, cioè anzi in vacanza bisogna spingere al massimo, spendere al massimo, però nella vita normale bisogna avere questa abitudine di pesare e ragionare sulle cose, perché se a birra media è gratis e il vino che ti piace uguale, 50 e 50, costa 9 euro, dici cazzo, 9 euro per 10 giorni, per una scelta non pensata, per 10 giorni partono via 90 euro. Cioè tu paghi una multa di 90 euro per non aver pensato. Cioè, so che ti sembrano cose, ma quando un giorno arriveranno periodi duri, mi rivolgo magari ai più giovani, io voglio che tu sia pronto, voglio che tu sia forte. In sostanza tu devi essere col pisellino già che miri il buco della vita prima che lei miri il tuo. Ma sì, un giorno dovrò ricordarmi di quando mangiavo il panetto nel balcone dell'hotel per non far freddo dentro in camera. Il panetto c'aveva questo, tra l'altro. Molto gay. No, fa girare le palle che Allianz non risponde, devono chiamarmi stamattina, io non ce la faccio più, cioè dal 29 che andiamo avanti di ottobre, cos'è? Adesso è il 3 novembre e praticamente il camper non si è fatto un cazzo, hai capito? C'è 0 di 0, quindi sono qua per niente, sostanzialmente per niente. Ho capito che mi paga l'albergo e tutto, ringrazio, ma poi l'albergo scade e io ho passato tutto questo tempo qua per niente, non è stato fatto niente. Chissà se ho vicini da caide stanza, perché a me mi piace ascoltare i pornassi a voce alta. Devo andare via dai saune, no, ma forse bisogna avvisare prima per accenderla. A me non piace la sauna, mi sono solo che curioso e basta. Ah, che caduto. Ai addio! Ah, che male, quanti dolori fisici. Sì, probabilmente devono accenderla. Che fosse? C'ha che odori strani. Mi par quasi, ui, tutti i compagni, mi par quasi, ma mi fa un fia paura, mi pare un fia adesso, non vorrei fare paragoni, un fia macabro, però non so, aspetta che vuoi in piscina, va. Porta che non si apre come nei migliori film horror. No, adesso. Continua il mondo, se un canale noioso, non si sa neanche dentro in sauna. Ah sì, eccoci qua. Oh, bene, tutto per me. A te sta roba qua può sembrare bella, ma per me in realtà è una rottura di coglioni, voglio tornare a casa, voglio tornare col mio camper, la mia casa, il mio ufficio, le mie cose, porca troia. Sì, esatto, aspetta, giusto, perché oggi è giovedì, anche se mi hanno l'albergo per venerdì, poi sabato e domenica il meccanico è chiuso, quindi la notte di venerdì non posso dormire qua, cioè io praticamente domani mattina devo che due coglioni, devo restituire l'auto per ritrovarmi a piedi davanti al meccanico che non ha fatto un cazzo e non farà un cazzo. Fantastica l'Austria, quei precisi Valtri, quei imperfetti, italiani cazzoni, boh. E pensa a te che stress, perché sembra bello o no, ma in realtà te lo spiego io cos'è lo stress. Cioè tipo in piscina tu devi sempre stare attento e guardare il telefono che non suoni, perché se suona perdi tutto. Stessa cosa in doccia, anche adesso mi sposto di stanza, volevo asciugarmi i capelli col fondo e porta il telefono, cioè tienilo sempre sott'occhio, perché se perdi sta cazzo di chiamata all'assicurazione poi ciao babbo, ce la faccio più, non ce la faccio più. E dovrò fare sabato e domenica dentro il recinto del meccanico, perché se chiudono per farmi stare dentro in camper a dormire senza acqua non posso uscire, immaginati. Perché è di una comodità estrema Google Maps, perché trovi qualsiasi attività nella mappa, in più vedi sempre dove sei, in che punto,
e anche ti porta. Io dico Google Maps, poi possono essere tantissime altre app di mappe. Ricordo, giovani viaggiatori, che vi consiglierò sempre all'infinito, mi raccomando, delle mappe offline, ok? Altrimenti poi veramente sono cacchi se vi perdete in certi punti dove non c'è ricezione neanche del telefono. Questo è veramente importantissimo, è pericoloso, tanta gente si è persa in certi boschi, foreste, quindi non scherzate con queste cose. Portatevi via il telefono sempre bello carico, eventualmente con un piccolo power bank che è leggero tanto quanto un telefono, e scaricate sempre le mappe offline, anche se non sono aggiornate. L'importante è che siano offline, ok? Così tu lavori col GPS, il GPS c'è sempre all'aperto. Voglio capire così sono sti regional box, sono venuto qua per questo, c'è qualcosa tipo per fare la spesa, non capisco. Te lo dico in anticipo solo per farti salire un po' la suspense, se no ti portavo là diretto, no? Invece no, te guardi il mio piede che cammina, che fa tante cinematic, e il mio muso che fa finta di guardare qualcosa, così. Rubinetto dell'acqua che adesso mi puntino, sì, funziona, ok, lo puntino e anche la ghiera. Ok, eccoci qua, cos'è? Un container? Ok, praticamente a forma di container, io non capisco, si apre e poi c'è tipo una cassa da pagare, credo anche col bancomat, vediamo se c'è anche il bancomat wireless, speriamo, adesso vediamo. Comunque guarda che c'è anche il pane, le cose un po' di emergenza, diciamo, ok, però credo che non sia aperto H24. In ogni caso io mi prendo una coca, è tiepida, vabbè, pazienza, e cambio idea, mi prendo la Red Bull. No, c'è il pagamento su cos'è? Io app, io card, che cazzo è? Cioè io volevo una... cioè non si può pagare, sì che si può pagare con le carte di credito, loyalty card, enter code, tax, select quant, select pagame, no, continua, sì, sono stupido, ok, card, ok, ho pagato e ho ricevuto questo triplice scontrino che conserverò perché non si sa mai. Cioè, ma se uno vuole esce qua senza pagare, non riesco a capire, cioè fiducia va bene, non capisco, figata comunque. Ok, aspettate perché il momento è catartico. Eccolo qua, perché c'è anche la palestra, è infinito sto albergo, è una città. E adesso passo sopra il ponte, che passa sopra la strada, no? Con i punti di Venezia, che ne una coppia. Dopo mi guardo e cerco. Oh, madonna, ragazza, dei elementi del piantone. Ok, potevo andarci da fuori. Ma vuoi mettere a complicarsi la vita nel labirinto? Tutta un'altra roba. Wow, quanta roba, come si attacca la luce? No, sì. Wow, porca miseria, è per una palestra vera, Dio caro. Mi ricordo gli anni che furono e che una volta a Singano gli era un torello, Dio caro. Poi a culo, va bene dai. Poi anche di qua, io le croci, qua ci andavo giù pesante. Neanche un spezzo per vedere quanta panza e quante tete che ho buttato su. È più difficile di quanto pensassi perché devo resistere a tutte le scoregge che mollo quando faccio i pesi. Porca troia, senti che spuzza. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, ti trovi lì in competizione, sai, Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, a quel che leggi sul giornale. Certe